Euroregione.news. Frecce tricolori in mostra a Udine. Dal 2 settembre al 10 ottobre i 60 anni delle frecce tricolori sono celebrati con una bella mostra fotografica nella ex chiesa di San Francesco a Udine, che sintetizza sia la storia di questa pattuglia acrobatica nata nel 1961 a Rivolto con una formazione di 10 aerei, la più numerosa del mondo, che la sua attualità fatta di alta professionalità, gioco di squadra e rispetto delle regole per raggiungere la indispensabile eccellenza. La mostra è organizzata e allestita dall'IRPAC, Istituto Regionale di Promozione e Animazione Culturale, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, la Promotorismo FVG, il Comune di Udine e la Fondazione Friuli. 80 pannelli fotografici di grandi dimensioni illustrano la storia, le manovre, gli equipaggiamenti, la manutenzione, ma anche volti dei piloti che hanno fatto conoscere le frecce tricolori a livello mondiale. Completano il progetto espositivo anche alcuni filmati riguardanti le ultime manifestazioni e sorvoli della pattuglia. Una bella storia che dura da 60 anni, quella tra il Friuli Venezia Giulia e le frecce tricolori. Sono state le parole dell'assessore regionale alle attività produttive e al turismo Sergio Emidio Bini. Il nostro impegno proseguirà nell'intento di legare sempre più l'immagine di forza ed eleganza della PAN al marchio turistico del Friuli Venezia Giulia. Una mostra che è corollario al grande evento live per il 60° delle frecce che si terrà a Rivolto e che nel primo minuto di apertura delle iscrizioni per partecipare registrava già oltre 2000 richieste. Sì, questa mostra, il titolo della mostra è proprio 60 anni con le frecce tricolori ed è a corollario di quello che sarà il 60 anni e il 60° anniversario delle frecce tricolori. Noi il 18-19 settembre avremo modo di poter ospitare, seppur in numero esiguo della gente, del pubblico all'interno della base di Rivolto, per festeggiare e celebrare insieme i 60 anni delle frecce tricolori. 60 anni di storia, di passione, di dedizione, attraverso i quali le frecce tricolori hanno avuto modo di rappresentare le migliaia di uomini e donne che quotidianamente lavorano dietro le quinte per garantire un servizio al nostro paese, alla nostra bellissima Italia. Uno straordinario acceleratore di positività, e ogni qualvolta le frecce tricolori vengono evocate portano chi ne parla a formulare un'associazione spontanea di numerosi termini positivi, di valori. Così ha esordito nel suo intervento il presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini, nel sottolineare anche che tra i tanti motivi per cui dobbiamo essere orgogliosi della presenza in Friuli della pattuglia acrobatica nazionale è giusto ricordare la generosità con la quale questa eccellenza italiana ha saputo mettersi a disposizione del nostro territorio. Da 10 anni piloti delle frecce tricolori si prestano a raccontare la loro esperienza nelle scuole, ha detto Morandini, tessendo un dialogo empatico con gli studenti per trasmettere i valori di lealtà, dedizione, spirito di sacrificio, riconoscimento del merito. Con la collaborazione della Fondazione Friuli negli anni sono stati coinvolti oltre 20.000 ragazzi e più di 90 scuole, consolidando un'iniziativa unica nel panorama nazionale. Il nostro obiettivo cerchiamo di raggiungerlo quotidianamente attraverso il volo acrobatico collettivo, e attraverso il volo acrobatico collettivo cerchiamo di mettere in risalto quella che è la capacità di fare squadra di un'intera forza armata. Abbiamo anche il privilegio di poter esportare questi valori, di poter essere dei ambasciatori, di avere la possibilità di parlare ai giovani attraverso delle iniziative che ogni anno vengono effettuate, soprattutto qui nel territorio del Friuli, e di poter parlare ai giovani. Noi ai giovani proviamo a portare quella che è la nostra testimonianza. Ovviamente non vuole essere un dimostrare oppure mettere in risalto quelle che sono le capacità di un pilota delle frecce tricolori, ma è quello di portare, cerchiamo di portare quelli che sono i valori fondanti della nostra forza armata e del nostro bellissimo paese. Da sempre la pattuglia acrobatica nazionale delle frecce tricolori, il cui nome è legato inscindibilmente a quello del Friuli e della base di Rivolto, è capace, attraverso un perfetto programma acrobatico che termina con il tricolore più grande del mondo, di emozionare lo spettatore. Questo ha detto il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, orgoglioso del fatto che questa esposizione sia stata organizzata nella capitale e di quel Friuli che le ha dato i natali. Uno spazio della mostra è dedicato a uomini e donne dell'aeronautica militare, di cui le frecce tricolori fanno parte. Prezioso l'intervento dell'aeronautica militare, come anche delle altre forze armate, durante la pandemia ed ora nell'operazione Aquila Omnia da metà agosto per la crisi afghana. Quello dell'Afghanistan con l'operazione Aquila Omnia è solo l'epilogo di un paio di anni di attività intensa. Vediamo qui alle nostre spalle quello che ha rappresentato il 2020 e 2021 per l'aeronautica militare, ma a dire la verità per tutto l'impianto interforze.
È stato forte il sentimento e la volontà del Ministro della Difesa già 2 anni fa di aiutare la popolazione nel Covid. In questo comparto interforze, comandato dal generale Vecciarelli, l'Aeronautica ha dato il suo contributo con le forze aeree. Con i vettori aerei abbiamo effettuato operazioni di trasporto in biocontenimento, abbiamo continuato con il trasporto sanitario di gente in pericolo di vita, gente che doveva essere trasportata in luoghi di cura. Abbiamo trasportato materiali sanitari, abbiamo recuperato concittadini all'estero affetti da Covid, abbiamo lavorato nei teatri, quelli che sono le zone di crisi, per trasportare militari che avevano bisogno di tornare in patria in biocontenimento, cioè affetti da Covid, e per essere trasportati in bolla di sicurezza. L'abbiamo fatto con tutti i tipi di velivoli, vettori ad ala rotante, ala fissa, trasporti grandi, piccoli, in patria, all'estero, di notte e di giorno, in tutte le condizioni. Quello che rappresenta Aquila Omnia, di cui non immagino si possa già mettere un bollo fine, ha rappresentato un impegno dell'ultima metà di agosto. Abbiamo iniziato già intorno al 13 e nel momento in cui tutti erano in ferie, licenza, a godersi quest'estate di libertà, l'Aeronautica Militare con tutte le altre forze armate hanno contribuito a effettuare questi trasporti che abbiamo visto. Molte migliaia di ore di volo effettuati con velivoli trasporto, il che ha rappresentato una grossa fetta di attività che altrimenti di solito viene svolta nell'ordine di mesi, in piena umiltà, professionalità, con senso umano, con ponderatezza sul rischio. Abbiamo visto gesti di assoluta professionalità e l'orgoglio dello Stato, è l'orgoglio di una nazione che funziona, una nazione presente a livello internazionale, una nazione a cui sta a cuore l'essere umano. La mostra sarà visitabile dal 2 settembre al 10 ottobre, dal martedì al venerdì dalle ore 16 alle 19, il sabato e la domenica dalle ore 11 alle 19. L'ingresso è gratuito, l'accesso è consentito ai visitatori muniti di Green Pass. Euroregione.news